Rieccoci in diretta, dalle 10 vi stiamo raccontando il dramma dell'Ovest vicentino flagellato dal maltempo, tante le situazioni critiche di queste ore, da Arzignano a Recquaro Terme. Fra poco torneremo per la situazione frane, e poi ovviamente Valdagno, Trissino, tanti i comuni colpiti. A Valdagno la tragedia della morte di Leone Francesco Nardin di 64 anni, inghiottito nell'auto insieme al figlio Francesco di 34 nella zona del Ponte dei Nori a Valdagno. La voragine che ha inghiottito l'auto e che li ha trascinati via. È stato trovato poco prima delle 9 il corpo di Leone Nardon, e si sta cercando il figlio Francesco. Si stavano recando alla protezione civile per dare il loro contributo, e questo, come abbiamo detto già, aggiunge dramma, tragedia alla tragedia. Poco fa il sindaco di Valdagno in riunione ci ha detto che da quanto si è capito a livello di dati, questa piena che si è verificata, la piena dell'Agno, non ha precedenti nella storia recente, almeno da quando si fanno le verifiche, non ha precedenti nella storia del paese, quindi un altro di quei famosi eventi, famigerati eventi eccezionali che vanno oltre le previsioni. Lo ricordiamo, le previsioni della Protezione Civile regionale erano di una allerta gialla, che è quindi problematica, ma non diciamo di emergenza assoluta, come potrebbe essere un'allerta arancione e ovviamente un'allerta rossa. Però è piovuto, è scesa una pioggia in media di 100 mm in pochissime ore in tutta la provincia, con dei picchi che sono arrivati anche a 190 mm di pioggia in una zona che aveva già ricevuto tra i 70 e i 120 mm nei 2 giorni precedenti di pioggia. Il combinato disposto letale è proprio questo, cioè aree già intrise di acqua che ricevono acqua, e quindi questa è la situazione. Ancora una volta, per forza di cose, si torna a parlare di consumo di suolo, si torna a parlare di ripensare i nostri territori, e dall'altra parte si torna a confermare che i bacini di laminazione che sono stati utilizzati, tra cui quello di Montebello ma non solo, sono serviti a evitare un disastro di enormi proporzioni. Questa è la situazione. Allora, questo è quanto accaduto nel Vicentino. Abbiamo visto poco fa anche che le avvisaglie di una situazione critica c'erano già dal Veronese ieri pomeriggio con una tromba d'aria, ma sono stati giorni particolari anche nella Marca Trevigiana. Allora vediamo cosa succedeva ieri nella Marca Trevigiana. Ovviamente situazioni molto differenti, meno drammatiche, ma anche di disagio. Vediamo cosa accadeva ieri nella Marca Trevigiana prima che poi si scatenasse l'inferno nel Vicentino. Arriva dal Ponte della Priula l'istantanea più fedele di un ordinario giovedì di maltempo sulla Marca Trevigiana, dove vento e pioggia non hanno dato tregua, con il bollettino della Protezione Civile che conferma l'allerta gialla nelle prossime ore per i bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto e Basso Brenta, Bacchiglione, Lemene, Livenza, Tagliamento. Quanto al vento, forti raffiche si sono registrate a Tarso, così in zona corbanese. A Conegliano, soprattutto nella notte e nella prima mattina, si sono registrati blackout localizzati, mentre davanti all'ospedale, anche se non ci sarebbero collegamenti con il meteo, è esplosa una tubatura dell'acqua, con i vigili del fuoco e tecnici di Piave Servizi che hanno lavorato tutta la notte sotto il diluvio. Il timore iniziale era quello che il guasto provocasse l'erosione del manto stradale e quindi problemi di staticità proprio davanti all'ingresso del pronto soccorso. Pericolo scongiurato, assicura il vice sindaco Claudio Toppanna, che ringrazia le squadre intervenute. Poco più a nord, a Vittorio Veneto, sorvegliate speciali le frane che si erano aperte con le ondate di maltempo dell'ultimo biennio. I nostri tecnici stanno facendo dei sopralluoghi in tutto il territorio. Al momento non ci sono criticità principali, tranne la zona delle perdonanze che è attenzionata.
con un sopralluogo preciso. Tra l'altro abbiamo anche attivato il Genio Civile che nelle prossime ore farà un sopralluogo. E le condizioni meteo non hanno aiutato il deflusso regolare del traffico tra Onigo di Pederobbe e Cornuda, i due centri che in questi giorni stanno pagando lo scotto delle deviazioni in Feltrina dopo l'incidente di venerdì che ha costretto alla chiusura del tratto in corrispondenza del cavalcavia sulla provinciale covolese. Traffico molto intenso, soprattutto nelle ore di punta. Si guarda a sabato, quando Veneto Strade dovrebbe riaprire in entrambi i sensi di marcia. Questo dunque accadeva nella Marca trevigiana ieri pomeriggio, prima che poi diventasse andasse in primo piano il dramma che è diventato tragedia nel Vicentino. Abbiamo in collegamento telefonico il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei e agli ascoltatori e telespettatori. Allora, ci fa il punto della situazione in questo momento in tutta la provincia di Vicenza? E per quanto riguarda la provincia di Vicenza, in questo momento scontiamo una situazione della notte che ha portato disagio in tantissimi comuni nelle varie dell'Agno, quindi tutti i comuni che insistono su quell'asse del fiume Agno, appunto del torrente, che hanno avuto significativi danni. In questo momento è più il momento della conta di danni e di intervento su quelle che sono le emergenze, e credo che il primo pensiero sia un ringraziamento a tutti i volontari, ai colleghi sindaci che tutta la notte sono rimasti svegli appunto per intervenire in questa situazione di emergenza assolutamente eccezionale, e poi appunto a questi cittadini che purtroppo appunto adesso non so che erano dispersi, hanno trovato uno, quindi penso soprattutto alle famiglie di queste persone, ecco, soprattutto il mio pensiero va a questi, insomma. Confermiamo, Leone Nardon di Schio, nato a Schio, 64 anni, residente a Valdagno, è la persona trovata morta nel bacino di eliminazione di Trissino, trascinato a 10 km di distanza rispetto a dove è accaduta la tragedia, e poi si sta cercando il figlio Francesco Nardon di 34 anni. Le chiedo una cosa, in questo momento dove permangono le criticità maggiori nella provincia? Abbiamo appunto comuni di Recoaro, Valdagno, Brogliano, Cornedo, sono quelli più pesantemente colpiti, con significativi smottamenti, infiltrazioni poi anche in alcune abitazioni, all'ospedale. Queste sono le situazioni più problematiche che si cerca quantomeno di stabilizzare in queste ore. Adesso vorrei arrivare quanto prima nei luoghi per rendermi anche conto meglio dal vivo della situazione. Allora, una cosa che ci chiediamo, l'allerta era gialla, si pensava a una situazione del genere? Evidentemente no. Ma credo che la considerazione più corretta da fare è che le ultime due gravissime emergenze che abbiamo avuto, le abbiamo avute tutte e due con l'allerta gialla. Quindi se penso allo straripamento dell'Orolo, Malo, Monte di Malo, nell'anno scorso era allerta gialla. Poi per quanto riguarda la situazione di emergenza con straripamenti, invasioni di careggiate, smottamenti nell'area berica che c'è stata a settembre, sempre allerta gialla, quindi il pensiero che ha sicuramente è stato predominante è che anche con allerta gialla purtroppo abbiamo queste situazioni, e spiace constatare come le ultime due volte, tutte e due con questa tutte e tre le volte l'allerta era assolutamente gialla. Quindi di solito allerte gialle non sono estremamente preoccupanti, danno comunque un segnale di attenzione, e abbiamo avuto l'evento meteorologico più grave della storia, mi risulta, sull'asse appunto del torrente Agno. Sì. Quindi nell'ultimo anno e mezzo le tre catastrofi, le tre situazioni di emergenza le abbiamo avute tutte e tre con allerta gialla, ma tra l'altro tutte e tre con eventi disastrosi. Pensiamo allo straripamento dell'Orolo, a Isola Vicentina, ponte travolto a Malo, allagamenti a Monte di Malo, allerta gialla. Pensiamo ai Colli Iberici, careggiate invase, frane, abitazioni invase dalle frane e così via, allerta gialla. Ieri sera l'Agno non stava più nei suoi argini naturali, ha portato via un ponte
acqua nell'ospedale e situazioni drammatiche con conseguenze anche per le vite delle persone, ed era ancora una volta allerta gialla. Credo che però sia sempre più difficile riuscire a prevedere eventi così drammatici, però la constatazione oggettiva è che l'allerta era gialla e quindi in teoria non destava particolare preoccupazione. Cioè dovremmo pensare che anche l'allerta gialla deve come far scattare anche situazioni, deve far cambiare il protocollo, è questo che potrebbe esserci, cioè anche con l'allerta gialla ormai bisogna avere un'attenzione da allerta arancione, da ora in poi potrà essere così? Credo che più che questo, credo sia sempre più necessario creare una cultura dell'emergenza, quindi capire, perché credo che questo non sia ancora metabolizzato a livello di popolazione, mentre credo che i sindaci oramai l'abbiano ben appreso, come sia necessario documentarsi su quello che sta avvenendo, perché poi invece i livelli dei fiumi piuttosto che il radar meteo davano un'allerta preoccupante, quindi non è più sufficiente aspettare che tutto passi come abbiamo sempre fatto, ma diventa necessario adottare dei criteri di prevenzione anche per capire cosa sta succedendo, per non muoversi con attenzione, stare lontano dai luoghi di pericolo, e quelli che sono i segnali d'allarme non vengono più solo dall'allerta, ma da altri canali che possono essere i livelli dei fiumi, perché poi si vedeva come le precipitazioni nell'alta valle erano fuori controllo, quindi questo era un dato per esempio che era disponibile, ma che solo chi stava monitorando la situazione ha percepito, come si vedeva come il torrente stesse rapidamente ingrossando. Quindi ci deve essere una maggiore rete di informazione, questo sta dicendo? Una cultura della prevenzione, dobbiamo capire come l'ambiente che ci ospita stia diventando ostile e sia necessario documentarci, prepararci e non solo, qualsiasi sia il meteo, prendere e comportarsi normalmente. Quindi purtroppo queste sono situazioni che si ripetono con una frequenza che diventa quasi abitudinaria. Penso l'anno scorso abbiamo aperto il COC come comuni tante volte quanto negli ultimi 10 anni, quindi non è più possibile gestire queste come situazioni episodiche che non toccano la vita quotidiana, ma vanno gestite come emergenze alle quali tutti noi dobbiamo prepararci. Un'emergenza come quella di ieri sera penso che sia tra l'altro fuori scala e non si potesse fare molto più di quello che è stato fatto, e comunque la rete di protezione civile, la rete dei pompieri, delle forze dell'ordine, le amministrazioni hanno risposto e forse anche questo ha consentito di contenere i danni. Certo. Ora si tratta comunque di affrontare quella che è la situazione di emergenza. E poi sottolineo anche insomma, il decisivo intervento dei bacini di laminazione, no? Tanto si è detto sui bacini di laminazione, se non fossero stati aperti i bacini cosa sarebbe accaduto secondo lei? No, assolutamente, credo che la realizzazione, l'utilizzo dei bacini sia una misura di prevenzione, la misura di prevenzione che mette in sicurezza i grandi centri abitati e gli assi fluviali principali. Però ricordo ancora una volta e sottolineo e voglio sensibilizzare sulla necessità ora di fare un ulteriore passaggio su quelli che sono degli interventi di manutenzione che vanno fatti sulle scarpate, sui torrenti secondari, perché anche questi stanno creando significativi problemi, perché poi l'acqua non fuoriesce dai corsi primari, ma le frane o le ostruzioni sui canali secondari provocano danni a cose e persone ingenti. Quindi ottimo, eccezionale, e questo ha consentito di salvare la gran parte delle popolazioni e delle case, quindi ben vengano i bacini di laminazione, altrimenti saremmo stati veramente in situazioni ancora più gravi. Credo che la maturazione, la conoscenza, la consapevolezza di queste situazioni sempre più frequenti ci debba portare ora a fare anche delle manutenzioni sulle scarpate, perché per esempio noi abbiamo la strada provinciale 246 chiusa attualmente appunto per frane e smottamenti. Questi smottamenti molto spesso invadono case,
ostruiscono strade e qualche volta purtroppo si prendono sotto anche macchine o invadono garage o abitazioni. Quindi questo secondo me è il passaggio successivo sul quale dobbiamo attrezzarci. Adesso inizia la conta dei danni, Presidente. Quante volte l'ha visto in questi anni? Purtroppo sì, e purtroppo anche la frustrazione nel vedere che a fronte di milioni e milioni e milioni di danni che ci sono e che vengono comunque conteggiati sia a livello di pubblica amministrazione che a livello di privati, non si riesca a intervenire perché effettivamente è difficilmente ipotizzabile poter continuamente intervenire con decine, centinaia di milioni a sostegno di questi danni che ci sono. Quindi purtroppo conta dei danni, ripristini, sistemazioni e poi speriamo che con lo stato di emergenza lo Stato con i provvedimenti eccezionali riesca a venirci incontro, tenendo presente, come dicevo all'inizio del collegamento, che abbiamo ancora 2 situazioni che risalgono all'anno scorso che sono ampiamente aperte perché c'è stato solo un primo stanziamento assolutamente minimale rispetto alle esigenze del territorio. Quindi dobbiamo ancora chiudere le altre 2 e ne abbiamo già un fronte enorme perché adesso io non sono in grado di dare una stima di danni, ma per quelle che sono le mie informazioni parliamo di decine di milioni di danni. Decine di milioni sicuramente. Presidente, poi la lascio. Quindi c'è questa beffa, diciamo, come diceva lei, di ristori che ancora sono in piedi, no? Ma è una questione di ritardi da parte dello Stato oppure è la cadenza sempre più ravvicinata che non consente di avere poi i ristori chiesti? Oppure ci sono delle lungaggini che purtroppo abbiamo tante volte raccontato? Credo che si debba mettere assieme la grande sofferenza, la grande sensibilità di una persona che perde o vede danneggiata la propria casa, la propria macchina, un'abitazione sulla quale ha investito grande parte della propria vita, quindi la frustrazione nel vedere questo danno e dall'altra parte la difficoltà di un ente pubblico che vede con cadenza oramai trimestrale, quadrimestrale, centinaia di milioni di danni che vengono provocati. Quindi queste 2 realtà vanno in qualche modo mediate ed è sicuramente un'operazione non facile, perché torno a ripetere, ognuno di noi investe tempo, risorse nel costruire, realizzare piccoli sogni che possono essere la macchina o la casa, li vedono distrutti in pochi istanti. Questo si somma a emergenza su emergenza pressoché ogni 2, 3, 4 mesi, centinaia di milioni di danni, e dall'altra parte lo Stato con le difficoltà che ha a far quadrare i bilanci, che non riesce a intervenire su questa enorme quantità di danni che si è verificata. Penso solo al Vicentino. Quindi se io dovessi solo pensare a quello che è successo in provincia di Vicenza e che abbiamo appena finito di citare, moltiplichiamolo per tutto quello che è successo in Italia, capisce l'enormità di quello che sta succedendo a livello di danni, a livello di distruzione che gli eventi meteo stanno provocando. Grazie Presidente della provincia di Vicenza Andrea Nardin, grazie davvero, la libero, grazie così a voi può. E buon lavoro. Grazie ai tanti volontari che stanno operando e alle forze dell'ordine che stanno operando sul territorio. Certo, e purtroppo abbiamo anche ricordato che si stavano portando alla sede della Protezione Civile proprio per dare il loro contributo Leone Nardon, 64 anni, e il figlio Francesco di 34, prima di essere inghiottiti dalla strada che è collassata a Ponte dei Nori a Valdagno. Dovremmo avere in collegamento Vanessa Banzato con Alessandro Costacurta, tra le varie, lo spettro di situazioni critiche che ci ha fornito il Presidente della provincia Andrea Nardin, c'è anche quello delle frane. Torniamo sulle frane allora con Vanessa Banzato. Miracolo. Eccoci
Eccoci Nicola, siamo su un'ulteriore frana che si è verificata proprio qui nel territorio comunale di Recoaro. Ci troviamo lungo la provinciale 46 che collega Valli del Pasubio a Recoaro e la strada ovviamente è chiusa. Con me il sindaco Armando Cunegato. Sindaco, la situazione com'è al momento? Beh, allora qui per quanto riguarda la frana qui stanno intervenendo viabilità per monitorare un po' la situazione, per capire se si può o non si può riaprire. Io mi auguro che si possa aprire, se non altro con un senso unico alternato, vediamo capire in che maniera, perché noi abbiamo creato delle alternative come viabilità, però sono delle nostre comunali, certamente certi mezzi non possono neanche passare. Fra l'altro in mezzo a queste strade abbiamo avuto anche lì dei smottamenti, perché è un po' tutto quanto la questione di viabilità nostra che è molto precaria in questo periodo qua. Questi momenti qua sono veramente drammatici. Adesso ci sono i tecnici che stanno monitorando tutta quanta l'area, la parte alta, giusto? Stanno facendo un intervento di taglio delle piante per capire se ci sono dei movimenti sotto, cioè se tutto è questo o seppure anche nella parte superiore ci possono essere delle frane in movimento, e questo devono rassicurarsi, perché poi quando si apre insomma, stare molto attenti, perché anche ieri sera eravamo qua ed era occupata quasi tutta quanta la strada. Adesso hanno riaperto, però ecco solamente una fase così di sgaggio un po' di tutto quanto, e vedremo come interverranno dopo. Abbiamo avuto un incontro con la prefettura e sembra che nel pomeriggio dovrebbero riaprire, però ecco, certezze al momento non ne ho. Mi auguro comunque che si possa riaprire, perché poi è una questione di sicurezza anche per noi che viviamo a Recoaro, problemi anche sanitari eccetera, abbiamo parecchie persone anziane, dunque siamo molto preoccupati, ecco, che si possa comunque intervenire. Poi non parliamo poi dei problemi che abbiamo noi, di frane che abbiamo avuto, di famiglie. E queste non sono le uniche due? No, ma quella è la frana, diciamo, che ha colpito la provincia, ma noi abbiamo avuto frane anche importanti, è un continuo. Siamo un po' esasperati onestamente, anche perché adesso purtroppo questa è una fase di sommergenza, si interverrà, si farà, però dopo diventa tutto a carico di noi comuni, e questo è il dramma. Io colgo l'occasione anche per dire certe cose, perché dopo ho un'esperienza purtroppo di frane, che non è una grande esperienza della vita, ma comunque di cosa succede dopo, perché adesso siamo tutti pronti, e anche voi con la televisione siete qua, ma poi dopo tocca a noi amministratori dover affrontare le cose. Già l'abbiamo fatto noi di Recoaro l'anno scorso, di utilizzare l'avanzo, di fare un mutuo per intervenire su delle frane, per creare la possibilità ai nostri cittadini che possano andare a casa a lavorare sul discorso scuole eccetera eccetera. E però dopo ormai abbiamo capito che soldi non ce ne sono più, ma qui non si lavora sulla prevenzione, questo è il risultato di ogni volta che fa un'acquazione particolare. Anche perché adesso non si può più parlare, sindaco, di caso eccezionale, perché è sempre così. Ma sì, è così, anche l'anno scorso abbiamo vissuta anche noi, anche i paesi qui vicini. Vorrei dire che delle volte noi siamo abituati a questo, è brutto dire siamo abituati, spesse volte sento che dei sindaci di Valli in particolare che hanno vissuto solo delle esperienze negative l'anno scorso. Però per loro è stata una cosa così particolare, noi è una costante tutti gli anni. Posso capire tutto, ma qui è frutto di un abbandono del territorio, ma non solo da parte dei cittadini, anche i forestali eccetera, nessuno viene a fare le pulizie delle vallette, poi si intasa tutto quanto, poi parte e lì poi il danno. Abbiamo avuto dei problemi su delle strade, tombotti che si sono chiusi perché arriva dentro di tutto insomma anche come dire interventi fatti nel passato che certamente non erano fatti a regola d'arte, secondo me. Ma qua non si tratta di colpevolizzare nessuno. Certo che dopo siamo noi, ripeto, noi sindaci a dover affrontare tutto. E questo saremo anche degli eroi, però insomma alla fine a me di fare l'eroe non è che mi interessa più di tanto, ma poter dare il risultato, perché abbiamo la responsabilità della comunità, non di noi stessi, ma della comunità, e questo ecco che sia chiaro. La sicurezza delle persone. La sicurezza, certo, sì. Questa qua è tutta, ecco, chiedo ad Alessandro se può inquadrarla, questa è tutta la terra che c'era sulla strada, giusto? Sì. Beh, ieri sera ero qua, era l'1:30, era tutta chiusa la strada. E appunto
dopo si è deciso per la chiusura e adesso sono intervenuti, ma come vedete poi dopo bisogna capire cosa troveranno sotto nascosta, perché vedi, questo è tipico abbandono, diciamo, tutte queste sterpaglie che ci sono eccetera, è frutto di quello che è oggi un po' i boschi anche nostri, insomma. Ecco, una cosa facciamo un inciso, si è parlato durante la nostra diretta soprattutto del caso delle 2 persone, padre e figlio, che sono decedute proprio a Valdagno. Lei li conosceva? Ma ecco, io ho sentito la notizia e se sono 2 persone che anche hanno lavorato qui da noi l'anno scorso proprio per monitorare delle frane. Avevano una tecnologia particolare che ci ha aiutato anche noi l'anno scorso. Sono molto dispiaciuto chiaramente, perché adesso finché si tratta di risolvere problemi così di viabilità, ma quando perdiamo delle vite umane lì è il dramma sul dramma, chiaramente. Vanessa, Nicola, scusami, ti facevo un inciso, il figlio stanno ancora cercando il figlio. È chiaro che la situazione è sempre molto fragile, ma per ora risulta ancora disperso. Speriamo che non sia un secondo deceduto, era solo per essere precisi. Il papà si chiama Leone Nardon, il figlio Francesco. È chiaro che la situazione è molto delicata e con il passare delle ore si affievoliscono le possibilità di trovarlo vivo, ma la speranza è l'ultima a morire, come si suol dire. Volevo che chiedessi una cosa al tuo ospite, perché parlando poco fa con il presidente della provincia Andrea Nardin si diceva anche questo, non so se poi è condiviso, ma credo di sì, e cioè che tutto quello che è accaduto, questa situazione drammatica, tragica, con un accumulo e con una situazione per esempio che riguarda l'Agno, che non ha precedenti nella storia recente di questo corso d'acqua, almeno da quando ci sono le rilevazioni, è accaduto con un'allerta gialla. Allora diceva Nardin, le ultime situazioni più gravi sono avvenute con un'allerta gialla, quindi è necessario capire se ormai davvero bisogna ripensare ad approcciarsi a queste allerte anche quando si tratta di un'allerta gialla e non un'allerta arancione. Quindi non c'è la gravità estrema. Certo. Esatto, cioè a questo punto, diceva anche con amarezza Nardin, dovremmo davvero, i sindaci sono sempre pronti, ma anche la cittadinanza, un po' tutti, essere pronti ad ogni allerta, che sia gialla o arancione, perché, ripeteva Nardin, le ultime situazioni più gravi sono in realtà avvenute con un'allerta gialla. Con l'allerta gialla, certo. Ecco, mi chiedono i colleghi, mi chiede il collega in diretta, in studio. Il presidente Nardin appunto dichiarava che questi ultimi casi drammatici anche sono verificati con allerta gialla, non con allerta arancione o rossa. Di conseguenza, diceva appunto Nardin, che non sia il caso di rivedere anche proprio la concezione delle varie allerte, perché tra l'altro la gente deve mettersi sul chi va là, non soltanto i sindaci ma anche i cittadini, a prescindere dal colore dell'allerta. C'è allerta, bisogna subito mettersi al lavoro, in movimento, per cercare di limitare i danni. Ma allora forse qua bisogna capire che queste informazioni non sono sempre corrette. Poi mi sembra di capire anche che c'è una concentrazione, in questo caso noi abbiamo avuto una concentrazione fra Valdagno e Recoaro, cioè questo evento è proprio una cosa enorme in questo spazio. Allora capire il giallo, arancio che sia, poi io spesse volte mi viene da dire vabbè, è arancio, è rosso, e cosa devo fare? Cioè, se non lavoriamo sulla prevenzione, su degli interventi che si chiamano prevenzione, per evitare il meno il possibile che si può evitare, per avere danni minori, è chiaro che non ne usciamo. Poi cos'è? Vuol dire rosso per me. Cioè, ieri sera è altro che rosso era, perché era una cosa terribile. Però guardare quello che dice la Regione è un modo, come dire, per giustificarsi. Io ti ho informato eccetera, però dopo è sempre il dopo il problema, o anche il durante, che non si sa cosa fare, come fare, perché eravamo in giro, ieri ero non bagnato fin sopra i capelli, di tutto di più, perché cercavi di capire in quale maniera, ma poi
qui sono passato che non è successo niente, dopo 10 minuti mi dice tutto, ecco, cioè è tutto molto difficile. Era giallo comunque, non era, ecco, ma noi siamo sempre gialli qua, non è che poi è quello il discorso, come dire, insomma, è una modalità che secondo me va un attimino approfondita e trovare delle soluzioni che siano un po' più precise. Ripeto, poi vuol dire protezione civile, vuol dire avere un sistema che funzioni con tutte le famiglie, avere qualcosa che già sia state fatte delle prove. Allora, però ecco, noi Vanessa, ti devo chiedere la linea. Facciamo avvisare tutte le famiglie. Vanessa, ecco, allora, se mi sente? Vanessa? E ci sono state delle famiglie che sono... Vanessa? Sì, ti devo chiedere la linea, devo andare subito da Carlo Inghinelli da Brogliano perché purtroppo pare che abbiano trovato anche la seconda vittima. Allora, grazie e andiamo da Carlo Inghinelli. Brogliano. Sì, Nicola, dici bene, siamo a Brogliano, ma la seconda vittima non è stata trovata esattamente qui. È una notizia proprio degli ultimi minuti, degli ultimi istanti. È stata trovata anche la seconda vittima. Si tratta di, appunto, Nardon Francesco, 34 anni. È stato ritrovato lungo l'asse del Lagno, poco più a nord rispetto a dove è stato trovato il padre Leone. Quindi adesso le due vittime sono state tutte e due ritrovate. Vi ricordo che sin da stanotte alle 2 del mattino i vigili del fuoco con anche i soccorsi hanno cercato i due corpi e purtroppo, appunto, la conferma è che sia il padre Leone sia il figlio Francesco, il padre 64enne, il figlio 31enne, sono stati ritrovati entrambi, anzi il figlio 34enne, sono stati ritrovati entrambi lungo il corso del Lagno. Qui in questo momento siamo a Brogliano, come vedete anche qui Lagno scorre in modo molto forte, violento, la gente osserva dopo la notte di paura. Un argine qui in via Marconi ha ceduto, noi adesso ci spostiamo per andare a raggiungere anche il sindaco di Brogliano, poi andremo anche a Cornedo Vicentino. Per il momento però è tutto, vi ricordo la notizia, è stato ritrovato il secondo corpo, si tratta di Francesco Nardon, 34 anni, di Valdagno. Ti posso solo chiedere, Carlo, scusami, prima di lasciarti, a che distanza l'hanno trovato rispetto a dove trovi tu? Allora, ci hanno detto che è stato rintracciato poco più a monte, per cui non hanno dato una distanza esatta. Certo si tratta di poche centinaia di metri, perché poco più a monte i due corpi sono stati ritrovati praticamente insieme. Prima alle 9 del mattino quello del padre, verso le 11 del mattino è stato poi ritrovato quello del figlio, che è stato poi identificato proprio in Leone Francesco. Va bene, grazie Carlo Inghinelli, a dopo. Allora, dopo noi andiamo velocemente in pubblicità, poi di nuovo in diretta.